Parlando di fenomeni terroristici è sempre meglio perdere tempo e non sottovalutare mai niente. La parola d'ordine del questore di Vicenza Bruno Failla è non sottovalutare. Quella scritta shock "dopodomani farò un attentato" comparsa sul muro di Parco Querini ha fatto rizzare le antenne, ha fatto scattare in tutto il territorio immediatamente quelle misure di sicurezza predisposte in caso di possibili attentati. È stato attuato un dispositivo già da questa mattina che coinvolge tutte le forze dell'ordine, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Polizia Locale. Dispositivo che è un dispositivo di controllo specialistico che tenderà appunto semplicemente a essere pronti nel controllare il territorio. Allertato il commissariato di Bassano come le compagnie dei carabinieri sul territorio. Il messaggio minaccia "farò un attentato" non specifica dove, un luogo, un comune, dove eventualmente potrebbe verificarsi l'evento. A Vicenza è stato rinforzato il servizio di controllo. In stazione, luogo sensibile per antonomasia, è comparsa la pattuglia antiterrorismo, un giro di perlustrazione, caschetto mitragliatore alla mano, mentre gli agenti della Polfer sono il baluardo all'interno della stazione. Una presenza discreta tra i passeggeri in arrivo, ma con l'occhio attento ad ogni movimento. I carabinieri hanno fatto vedere la propria presenza in centro, come allertati sono anche gli uomini della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. La macchina sicurezza è stata approntata, intanto la Digos è al lavoro, si analizza la scritta, ora cancellata dal comune, quel simbolo, la croce con quella mezzaluna sopra, si studiano le immagini della videosorveglianza. Importante capire quando effettivamente è comparsa la scritta, se come avrebbe detto il custode del parco la sera prima non c'era, oppure è stata notata solo nella mattinata dal runner, ma in realtà c'era già. Capire quel dopodomani a quando si riferisce è fondamentale. Se fosse giovedì, bisogna tener conto della presenza del mercato in piazza a Vicenza, con le sue bancarelle e la gente che vi si riversa, un obiettivo troppo appetibile.